Amici bellini, allora tiriamo un pochino le fila, ritiriamo le fila, le somme, insomma, tiriamo una pietra, chi è senza peccato scagli la prima pietra, perché si parla di cambio modo, si parla di litigi, si parla di rinnovi, però c'è una cosa di cui non si parla e ve l'ho detto nel titolo. Cominciamo! Allora, video rischioso, nel senso video che può rischiare di avere poche views, perché se una cosa non viene detta dagli altri, no? Dai grandi siti e dai grandi web o dai grandi giornali, che la dico io per primo, nessuno la cerca, quindi aiutatemi con un like. Aiutatemi con un like perché questa cosa non l'ho sentita da nessuna parte. Prima di tutto, benvenuta Giuseppina Conte Ferraro, tutte le donne che ieri sperano abbiano festeggiato, se ci credete a questa cosa, alcuni non ci credono, mia mamma già la torre, va benissimo. E quindi parliamo di questa cosa qua perché sì, possiamo fare delle ipotesi di formazione, possiamo veramente del caso Mertens non ne vorrei proprio parlare perché è un po' mi intristisce, ecco, non vorrei proprio affrontarla questa cosa qua, però una cosa importante che secondo me dobbiamo considerare è questa, e faremo tutta una serie di cose. Ci sarà una sorpresa domani pomeriggio, sarò ospite da qualche parte, quindi attenzione, questa la mettiamo a inizio video. Mettiamola a inizio video, se no qualcuno se lo perde. Dovete essere iscritti al canale Telegram, se no ve la perdete. Non è colpa mia. Sotto in descrizione la trovate, e la sorpresona, perché sono 4 titolarissimi, perché Koulibaly, Rrahmani, entrambi diffidati. Attenzione, perché Tuanzebe parrebbe che abbia fatto personalizzato in campo, in gruppo, insomma non è ancora recuperato al 100%, e quando parliamo di Lombardia non sappiamo mai se starà al 100%. E poi Anghissà, e poi Osimhen, e poi Demme, che però comunque non gioca, perché abbiamo capito che non gioca. E insomma sono 4 titolarissimi che sono in diffida, e che quindi bisogna fare un discorso, ragazzi. A questo punto potresti anche, non lo so se il Napoli queste cose le fa onestamente, però potresti anche tentare di giocarti la capa, perché la prossima partita dopo il Verona è con l'Udinese. Allora io, se guardo il calendario, questa con l'Udinese forse è quella un po' più spendibile. Lo so che l'Udinese fa alti e bassi, insomma alle volte ti mette in difficoltà e ti può mettere in difficoltà, però rispetto a quello che abbiamo visto delle altre partite, perché poi c'è la Fiorentina, c'è l'Atalanta, poi ci sarà la Roma, attenzione, poi ci sono quelle là, cioè cosa fareste voi? Mi dovreste dire nei commenti. Vinci la partita e poi, sempre che vinci la partita, e poi spendi un giallo, per esempio, una perdita di tempo. Ecco, stai facendo un rinvio e ti distrattamente una perdita di tempo. Io non credo che il Napoli abbia mai fatti questi discorsi veri, cioè proprio programmati. Ecco, che è una cosa da squadra grande che poi ragiona anche in questi termini qua. Non ho mai notato questa cosa qua. Però cosa fareste? Perché per esempio già in difesa tu c'hai solo Juan Jesus, che effettivamente è arruolabile. Se te li ammoniscono tutti e due in una botta, e che si fa? Dobbiamo di nuovo spostare, perché forse che io sto guardando di là ma voi non vedete. Non vedete, guardate, così si capisce ancora meglio i diff e i daf e i dill, che poi devi spostare un'altra volta Di Lorenzo di qua, e Mamalquit comunque non ce l'hai. Allora che si fa? Che si fa? Gulam non si è visto più, come mai? Da considerare infortunato. Quindi abbiamo la certezza Lobot, che è l'unica certezza. Pensate un pochino in che mondo viviamo. L'unica certezza che abbiamo è Lobot in questo momento. Incredibile. Perché si è parlato di questo cambio modulo, giochiamo a 3 il Napoli e siamo ritornati un'altra volta al discorso dell'anno di poco prima. Il Napoli, il DNA, solo il 4-3, eccetera eccetera. Un discorso che io non capisco proprio, perché il Napoli male con il 4-3-3, male con il 4-2-3-1, bene con il 4-3-3, bene con il 4-2-3-1. Più che i numeri e la posizione di Zielinski, perché poi quello cambia,
bisogna vedere il piano gara, bisogna vedere l'atteggiamento, perché Insigne va bene, è terzo, è attaccante qua, o è 3-1 oppure 3 finale, oppure in fase difensiva è il 4, no? Perché si difende 4-4-2 alla fine, ma se resti bloccato qua e torni sempre indietro e non accompagni mai, non attacchi mai la porta, lascia il tempo che trova il modulo. Allora tu ti puoi mettere pure 4-3, abbiamo capito, ti metti 4-3, ma alla fine risulta un 4-1-4-1. Se Lobot che è molto basso, se Zielinski resta qua e Insigne e Lozano, ho messo Lozano perché voglio pensare che anche dopo quell'incomprensione tra Politano e Spalletti, Politano non ha fatto questa grande partita e Politano gli dice pure con bestemmia incorporata alla romanesca, do cazzo vado, eccetera eccetera. Allora posso pensare che magari un Lozano che comunque ha fatto gli ultimi scampoli di partita nella precedente partita potrebbe partire da titolare, e speriamo che un Lozano accanto ad Osimhen significa non lasciare Osimhen da solo, perché Lozano va. E magari l'assenza di Lozano noi l'abbiamo sottovalutata, credo, spero che sia così e spero di averlo recuperato al massimo. Poi qui ragazzi, Insigne c'è la possibilità di vedere un ass invece di Lozano, e Lozano lo vedi dall'altra parte, questo non c'è problema, si può giocare un ass anche al posto di Insigne, anche in quella zona lì dove un ass non preferisce, però se vuoi fare un grosso nella vita li puoi pure tenere non a piedi invertiti, perché poi sempre convergere al centro si crea l'intruppo, e questa rumba che ci diceva Spalletti non l'abbiamo mai vista, sempre il discorso Zielinski, anche lui che accende e spegne la luce, con Elmas che potrebbe giocare. Guardate che io Mertens ormai non l'ho messo proprio nemmeno nelle possibilità, perché non lo vede, ci ha menti Spalletti, a cui ho fatto tutti i complimenti possibili per la comunicazione, per l'atteggiamento, per non dare alibi ai giocatori, vediamo se paga, il non lamentarsi, eccetera eccetera. Ci è piaciuto tutto, la brillantezza, le cose, però ci hai mentito su Mertens, perché Mertens tu a inizio stagione hai detto per uno come Mertens lo spazio lo si trova, perché è uno di quei giocatori che tra le linee e poi c'ha il gol, le cose, non lo stai trovando lo spazio per Mertens, Lucià, dai. E qua abbiamo capito che probabilmente tu ti sei fatto 2 calcoli e hai detto io devo sistemare la difesa. Se sistemo la difesa probabilmente in Champions ci arrivo perché con una difesa solida, la migliore difesa del campionato, è quasi impossibile non arrivare in Champions. Però abbiamo questo vantaggio sulla quinta, che adesso è Roma e Atalanta, ma l'Atalanta deve recuperarne una, perché si è impantanata anche l'Atalanta e perché la Roma ha avuto alti e bassi. Altrimenti tutto questo vantaggio, perché è il campionato del Ciapanò, dell'asse del 3-7 a perdere, di chi perde più terreno durante l'anno. Comunque questo è il problema, quindi io Mertens non lo considero proprio, poi è una cosa societaria, un consiglio, ecco, se puoi vincere senza Mertens è meglio, perché tanto non lo rinnoveremo. Voi non lo so se li sentite i rumori. Sì, vabbè. Fluido.net, trovate la tazza. Ciao. Sì, io posso entrare anche dall'altra parte, non è una grande difficoltà, assolutamente. Bevo. Insomma ragazzi, in conclusione, noi stasera faremo la nostra live dei numeri su Caffè Napoli TV, quindi iscrivetevi al canale Telegram così non vi perdete la notifica, e faremo tutta una serie di cose. Ci sarà una sorpresa domani pomeriggio, sarò ospite da qualche parte, quindi attenzione, questa la mettiamo a inizio video. Mettiamola a inizio video, se no qualcuno se lo perde. Dovete essere iscritti al canale Telegram, se no ve la perdete. Non è colpa mia. Sotto in descrizione la trovate, e la sorpresona assoluta, un'ospitata incredibile.
Quindi seguite tutte le cose, faremo degli approfondimenti per quanto riguarda questa cosa. Magic Johnson, qualcuno ha detto pure Michael Jordan, qualcuno può dire, che ne so, LeBron James, eccetera eccetera, gli NFTF. Non so niente, non ne so niente. Se è vera questa, io vi dico solo una cosa: se è vera questa notizia qua, cioè che il Napoli, poi il fondo americano, eccetera eccetera, e a parte che poi la notizia dice De Laurentiis sta cercando di, cioè nel senso è una ricerca probabilmente di nuovi soldi o di affiliazioni che possono portare nuove sponsorizzazioni, eccetera eccetera. Non si sta dicendo che il Napoli è in vendita e che stiamo vendendo, non è proprio così, però io non ne so niente. Quando io vi dico con certezza la notizia di Bezos non la sentite proprio perché è illogica, che è una notizia illogica, voi mi credete o meno, è che è semplicemente, se è vera questa qua, qualcuno ci deve chiedere scusa per Bezos. Io tutta lì la dico: se non ci chiedono scusa per Bezos, non date ascolto a questa notizia qua. E quindi secondo me queste notizie vanno commentate solo quando sono fatte, se sono fatte, perché c'è sempre il Bari per lo mezzo e bisogna sempre vedere quale delle due società è più vendibile oppure no. Diventa complicato ed è inutile secondo me dare fiato alla bocca. A me interessa chiudere questa stagione in un certo modo. Non sono 10 finali, perché non esistono 10 finali, e se fossero 10 finali attenzione, perché il Napoli non è abituato a fare le finali, quindi io non le posso considerare 10 finali, io le voglio considerare le 10 partite di inizio campionato, perché se le consideriamo così allora il Napoli fa 8 vittorie, un pareggio, una sconfitta magari, e andiamo bene noi. Se invece sono 10 finali, la pressione, di cui Spalletti poi ci ha anche parlato, che pesa tantissimo, andiamo male noi. Quindi non voglio assolutamente parlare di 10 finali, anche perché non esistono 10 finali, non esiste al mondo, esiste una finale. Tu fai un percorso, ti scansi dei fossi, fai dei miracoli, fai delle grandi prestazioni, con un po' di fortuna ci arrivi alla finale, e alla finale ti giochi il tutto per tutto. Cosa vuol dire? Che alla finale tu mandi il portiere nell'area avversaria, alla finale praticamente ti difendi anche magari con i denti, non come il Liverpool, che il Liverpool sta perdendo ma si sta comunque qualificando, si potrebbe buttare a terra, invece no, difesa alta a centrocampo, attaccano, prendono 3 pali, non se ne fregano proprio, perché il calcio è più importante. Le finali sono una cosa diversa, quindi non sono delle finali. Io voglio sperare che il Napoli si rimetta in marcia e giochi a pallone, che sia meno rinunciatario, meno sparagnino e un po' più sfacciato, e si può fare anche con questi giocatori qua, anche con gli stessi giocatori. La formazione lascia il tempo che trova, l'atteggiamento e il piano gara sono le richieste dell'allenatore e come i giocatori le mettono in pratica. Credetemi. Poi ne approfondiamo questa cosa qua, ci sono molte cose di cui parlare e poi vi dite anche la vostra. Da New York, Valerio Fluido è tutto, state tuned perché le cose succedono. Succedono. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Prendi più, dai, basta.